Ben ritrovati per quanto riguarda le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Un giovane uomo è stato soccorso dal personale medico per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro che è accaduto a Sedegliano, dove per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri è rimasto schiacciato dagli pneumatici di un mezzo pesante. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Il personale medico ha preso in carico l'infortunato, che è stato trasportato in volo in condizioni piuttosto serie all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato. Una persona invece è stata soccorsa nella giornata di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato a San Martino al Tagliamento. Per caso in corso di accertamento, mentre utilizzava un utensile munito di lama, è rimasto ferito ad un arto inferiore. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico il ferito e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Rimaniamo nel territorio della destra a Tagliamento perché l'equipaggio di un'ambulanza è intervenuta proprio nel capoluogo all'altezza dell'incrocio tra via Barcis e via Roveredo per soccorrere una persona ferita a seguito di un incidente che ha coinvolto una moto e un camion. Il ferito, per fortuna in codice verde, è stato trasportato al vicino pronto soccorso, non è in pericolo di vita. E ora parliamo di idrogeno, una risorsa per il futuro sviluppo in Friuli Venezia Giulia. L'intervista all'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Assessore Scocimarro, oggi a Trieste è un importante evento internazionale per parlare di idrogeno. Sì, fa seguito a quello fatto esattamente 5 anni fa, nel 2018, in cui abbiamo lanciato questa iniziativa con l'UNIDO e con gli Emirati Arabi Uniti per andare appunto a sviluppare questo nuovo vettore, importante mezzo del futuro, alla presenza di portatori di interessi, quindi imprenditori, per sviluppare quello che deve essere appunto un'industria pulita, lo sviluppo sostenibile appunto. In questa riunione andremo a fare il punto della situazione. È importante che si faccia perché è inutile fare 1000 proclami e declinare che vogliamo un futuro migliore per i nostri figli e nipoti e poi guardare magari a un traguardo immediato delle prossime elezioni, ma appunto è importante, è un dovere morale per chi fa politica programmare i prossimi decenni. Qui lo stiamo facendo in maniera concreta e miriamo non soltanto a portare l'idrogeno nei prossimi 5 anni, ma anche una regione più bella e più sostenibile per i prossimi decenni. Lo sviluppo del progetto Nipoti ci porta al 2045 per anticipare di 5 anni il Green Deal europeo. Noi ce la mettiamo tutte e speriamo di riuscire. Abbiamo una bella regione, Ippolito Nievo scriveva: siamo un piccolo compendio dell'universo, io aggiungo che abbiamo avuto in prestito dei figli e nipoti e dobbiamo ritornare lo migliore di com'è a loro. È tutto, grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.